Siamo praticamente alla foce del fiume Verdura. Oggi è il 22 di aprile e mentre tutti gli invasi della Sicilia sono praticamente vuoti, la Sicilia è in zona rossa, siamo tutti in allarme perché probabilmente non ci sarà acqua per irrigare nemmeno per le famiglie siciliane. Il fiume Verdura, come vedete voi stessi, siamo quasi alla foce, continua a scaricare non so quanti milioni di metri cubi di acqua al mare. Nessuno la raccoglie e viviamo un paradosso. Invasi vuoti, siciliani disperati e il fiume Verdura che anche in un'annata come questa, ad aprile non piove non so da quanto tempo, scarica acqua al mare, che può essere acqua utilizzata sia per usi irrigui che per usi domestici. Ecco perché voglio iniziare assieme ai sindaci, assieme agli altri parlamentari, ai movimenti del territorio, una battaglia perché è stato da, non so, da 40 anni, 50 anni, sempre annunciato una diga, un invaso sul fiume Verdura, ma non si è mai potuto realizzare. Vorrei utilizzare quest'annata particolarmente disgraziata per mettere sotto le lenti dell'opinione pubblica e soprattutto della politica nazionale e regionale questa esigenza, perché quest'annata siccitosa, auguriamoci tutti, può essere un fatto straordinario, ma può capitare che può diventare anche un problema strutturale che può durare anche negli anni successivi. E siccome ne va dell'economia di un intero territorio, non soltanto di alcune città, di un intero territorio, ritengo che utilizzare i fondi dell'FSC, i fondi del PNRR, finalmente per realizzare una diga sul Verdura sia arrivato il momento, che potrebbe essere qualcosa non tampone come stiamo cercando di fare in fretta e in furia, un provvedimento tampone nel tentare di arginare i grandissimi disagi che ci saranno, ma un provvedimento duraturo nel tempo, una vera risposta per tutti gli abitanti di questo comprensorio. Per questo ho scritto anche al Presidente della Repubblica, oltre che al Presidente della Regione e a tutti gli altri interlocutori. Mercoledì ci sarà un'audizione in Commissione Attività Produttive, è stata convocata l'intera, chiaramente l'audizione su mia richiesta, sono stati convocati tutti gli esponenti della cabina di regia, dove porterò anche questo video per dimostrare che noi cerchiamo acqua, stiamo pensando pure ai dissalatori temporanei, e qua abbiamo tantissima acqua che continua ad andare al mare e non facciamo niente per recuperarla.